Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ottica di un ampio piano di recupero edilizio del patrimonio immobiliare pubblico è il protocollo che Insula, la società del Comune di Venezia per la residenza pubblica, ha siglato con la Confartigianato Metropolitana. È un protocollo d'intesa importante che abbiamo voluto fortemente e che sono sicuro renderà possibile la partecipazione di tante aziende a questi che sono i lavori. Noi abbiamo circa 9 milioni di euro in programma per il prossimo anno e abbiamo bisogno delle aziende del territorio per fare dei lavori fatti bene e fatti ovviamente con i criteri che sono cardini del nostro territorio. Dalla laguna all'entroterra, Insula gestisce circa 5.000 immobili residenziali di proprietà del Comune di Venezia. Confartigianato rappresenta oltre 7.000 imprese attive nel cosiddetto comparto casa. Chi dovrà lavorare nella città storica di Venezia deve avere delle conoscenze, delle capacità che non sono comuni nelle altre imprese, però di questi 5.500 immobili circa metà sono anche in terraferma, quindi possono coinvolgere l'intero mondo dell'artigianato della provincia di Venezia. Ovviamente il protocollo poi è aperto a qualsiasi altro inserimento, però come spesso accade il Confartigianato è un apripista. Da un lato Insula intende contare su un bacino di operatori qualificati, dall'altro Confartigianato di offrire nuove opportunità di lavoro in forma continuativa e sistematica. Sullo sfondo l'obiettivo di combattere lo spopolamento, mettendo a disposizione delle fasce più fragili appartamenti a costo di locazione calmierato.